Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità della nostra amata squadra. Forza Napoli sempre! Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale. Quasi mi verrebbe voglia di ringraziare Antonio Conte, e non scherzo. Dopo la partita scialba contro la Lazio, dovremmo almeno essere furiosi e dire poco, ma in questi casi ci aggrappiamo alla memoria, alla nostra memoria storica e letteraria, ai nostri riferimenti. E se ieri sera mi è subito venuto in mente Padre Dante, perché perdere è normale, se non si perde in casa da 16 mesi, prima o poi si perde una partita, è normale, ma ho detto, e ripeto, il modo in cui è successo mi offende ancora. E ieri abbiamo visto il canto d'amore, quello dei tifosi del Napoli, che al termine di una partita deplorevole, quantomeno hanno applaudito i propri giocatori, che non lo meritavano per quello che hanno mostrato in campo ieri, cioè niente, neanche affetto per la maglia, niente. Assolutamente niente. La peggiore partita che ricordo dell'era Conte, ma forse stranamente simile a quella dell'era Mazzarri e Calzona, quando il Napoli perse senza spargimento di sangue in casa propria, con elettroencefalogrammi piatti, anemia completa. La canzone d'amore di Paolo e Francesca ricorda quella dei tifosi azzurri, così come l'omicidio di Malatesta ricorda l'omicidio del calcio, orchestrato ieri da Antonio Conte. 0 tiri in porta, non ricordo una partita così. Forse la mia memoria mi sta tradendo dopo tanti anni nel calcio, ma non ricordo una partita così, in cui ci si arrende all'avversario in questo modo. Quindi, si potrebbe dire che si sono arresi, che non si sono nemmeno presentati. Prima di tutto, il bonifico bancario è a fine mese e quindi il dovere di professionalità deve essere sempre presente, l'impegno verso la maglia, considerando i meravigliosi tifosi che avete. Ma poi la domanda è sempre la stessa. Gigi De Canio continua a ricordarci che l'allenatore lavora con la squadra tutta la settimana e chi ne sa più di lui? Ha ragione. E cosa ha fatto Antonio Conte questa settimana? Come ha potuto non rendersi conto che, dopo la partita contro il Parma, il Napoli si è arreso? Pensateci, ieri, se c'era una squadra che non voleva giocare a calcio, era la Lazio, perché l'intera stagione della Lazio è in bilico questo mercoledì contro l'Atalanta, che ha pareggiato a Roma, facendo il suo dovere fino alla fine. La Lazio, se avesse potuto, non sarebbe scesa in campo ieri, perché tutte le menti della Lazio sono concentrate su Bergamo, sull'Atalanta, perché la Lazio ha una sola chiave per qualificarsi all'Europa, che è la Coppa Italia. Ricordate, anche raggiungere la finale di Coppa Italia e perderla non garantisce la qualificazione all'Europa. Le regole sono cambiate, quindi bisogna vincere la Coppa Italia per qualificarsi all'Europa League, e la Lazio, come l'Atalanta, ha solo questa possibilità. Altrimenti, all'Atalanta resta la Western Conference e un vuoto cosmico per la Lazio, ma quel vuoto cosmico era il Napoli. Ora possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, la preparazione fisica, gli infortuni, le prime 4, la testardaggine di Conte, quello che volete. Il Napoli è ancora secondo oggi, anche con la vittoria di misura del Milan sul Verona, già retrocesso, con i soliti Rabiot e Maignan, ma a Parma la fiamma si è spenta. Ho fatto il gesto simbolico domenica scorsa, avevo già previsto quello che ha detto Spinazzola, ci aspettavamo che l'Inter rallentasse tra Roma e Como. Il Napoli aveva 5 vittorie consecutive, e a Parma è stata una partita indecente, ma ora mi sorprende usare quel termine perché, dopo aver visto Napoli-Lazio, anche quella partita diventa una grande partita, pensate un po'. Vincenzo Montella ha elogiato anche il talento di Çalhanoğlu, giocatore chiave della nazionale turca e dell'Inter. Hakan è un giocatore straordinario che capisce il calcio e i suoi ritmi, sa quando rallentare, quando accelerare, ed esercita anche un'importante leadership all'interno del gruppo. Lo abbiamo visto anche all'Inter, che è una delle migliori squadre d'Europa. Lo stesso accade da noi. Quando è assente, diventa un grosso problema per i suoi compagni, che dipendono molto da lui, sia tecnicamente che emotivamente. Rispetto al periodo al Milan, ho trovato un giocatore che è cresciuto molto, capace di coniugare talento, qualità tecnica e capacità difensive. L'Inter ha dominato la Serie A, ma alle altre squadre è mancato qualcosa. C'è stato un periodo all'inizio in cui il campionato sembrava incerto, ma da allora ho visto l'Inter dominare costantemente rispetto alle altre squadre. Certo, ci sono anche molti fattori attenuanti che non hanno contribuito a rendere la Serie A molto competitiva quest'anno. Penso soprattutto al Napoli, a causa dei numerosi infortuni che hanno condizionato la stagione della squadra di Antonio Conte. Qual è la tua opinione,
Tifoso del Napoli,